Salve, sono Botterini Ivan del meetup di Udine, mi trovo in località Chiusaforte, qui dietro di me c'è una barriera che impedisce di proseguire sull'Alpe Adria per via dei lavori di realizzazione del tunnel che farà edificare la statale Pontebana. Quindi di fatto da qui, se si vuole proseguire a nord verso Tarvisio, bisogna scendere giù nella statale e ricollegarsi alla ciclovia all'altezza di Gogna per un totale di circa 6 km sulla statale. Adesso noi continuiamo il nostro percorso verso valle e quindi attendiamo ansiosi che prima o poi questi lavori finiscano e non ci sia più questa interdizione. Quindi di nuovo in sella. No, prima ti dicevo, siccome ho contato un po' destra-sinistra, se si riuscisse a organizzare effettivamente una sistemazione della cosa, tagliare le ramaglie a lato. No, beh, ma è una sensibilizzazione barra denuncia, perché dopo fai il video, lo spari e dici, siccome l'amministrazione pubblica comunale non lo fa, oppure finisce, c'è il parcheggio del macchinone. Beh, se hanno fatto fine pista ciclabile solo per far arrivare la gente a casa privata, sì, però sì. Dai. Fare un'autorizzazione a loro che possono entrare, accedere a queste pezzettine. No, comunque coinvolgendo un pochi di gruppi, trovarsi una trentina di persone, ci si trova, fa la pulizia, si mangia, si beve come al solito, si tenta di coinvolgere l'amministrazione pubblica a essere presente, sganciando la promessa che magari staranno più attenti, perché quelle ramaglie lì saranno da un anno che sono là, non è che una giornata di pulizia e così si chiamano dentro gli alpini che loro non gli par vero di andare a tagliare. Potesse un bottiglione di vino era fatta. No, ma tutti i gruppi locali e non solo, che i cicloamatori, immagino quelli che vengono su da Udine col decespugliatore a tracolla. E con questo il carrellino a seguito. Sarebbe da fare. No, beh, l'unica cosa è sapere se si può mettere mano, devo dire. Perché vabbè che non essendo già più della regione e non più dello Stato magari sono più liberi. Però ovviamente chiamando dentro la comunità montana che guarda che bel impianto fotovoltaico. Eccola qua. Questa casa che è recuperata. Anche qui mi do una panoramica di quello che si può incontrare seguendo la ciclovia, queste piccole casette recuperate, veramente molto belle.
Qui c'è un'altra galleria dove è presente l'illuminazione a LED, è decisamente ben tenuta, meglio di altre gallerie che abbiamo incontrato sul nostro percorso precedentemente. Fanno luce ste... No, ma anche se hanno fatto quei fotovoltaici per questa roba qui, è un gran bel messaggio di sostenibilità. Cioè che alla fine il ciclista è sostenibile al 100%, anche nelle sue infrastrutture, perché alla fine recupera un tracciato in disuso. E presumo che tutto l'acciaio che hanno recuperato l'hanno venduto anche a un buon prezzo. E questa è la foto. Salve, grazie. Questo tratto è molto carino. Salve. Buongiorno. C'è la fontana anche qui, scendi dalle scale. C'è quella che si fermano sempre sulla Sì. Però un bel cartello fontana. Infatti, io qui l'ho messo sulla mappa no, sarebbe da stampare nel coso, plastificare, sì. 2 chiodi che... Dopo con OpenStreetMap uno si è collegato via internet e vede il tracciato. Sì, vede il tracciato, tra l'altro c'è anche OpenCycleMap che è specifico per le piste ciclabili. Se quello ti metti in evidenza ci sta. Che è adattato al server per caricare tutti i dati che vuoi. Poi chi elabora i dati, magari c'è OpenCycleMap che evidenzia le piste ciclabili, ad esempio, altri evidenziano i sentieri di montagna. Lo stesso discorso per estrapolarti le mappe con i dati o per altri navigatori probabili. Stavo pensando una cosa, che col video così se lo tengo lungo qualche un'oretta e mezza, uno si vede lì con la cicletta. Ah sì, e poi c'è qualcuno perché vendono i programmi con certe ciclette. Vaffanculo a vendere, io via gratis. No, ok. Tipo quello delle frecce tricolori che ha fatto il simulatore di volo e tu fai la stessa cosa. No, perché vedo il video così, butto l'occhio ogni tanto, viene bello. Cioè, sì, abbiamo una coppia di amici che loro abitano a Lubiana, quindi là d'inverno c'è la neve. Non possono andare in bici, allora hanno le bank come Silvia, dicono che si mettono sui rulli
mettono su un film e guardano il film, ma forse è meglio come dicevi tu, ti metti la ciclabile. C'è una signora che... Buongiorno. Buongiorno. Andy. Eh? L'hai ripreso? Sì, sì, no, c'ha una bella visuale. No, io lo faccio sempre nell'ottica per invogliare più gente a... Vabbè, sì. Ovviamente per il mio tornaconto personale, perché io voglio più piste ciclabili. Sì, chiaro. Fate bene. Sì, fate con i crismi. Comunque il signore diceva che dopo il ponte di ferro c'è una... Sempre lì felici, la vedo dura, anche portatela giù perché sono abbastanza ripidi. Dovevano, come diceva lui, fare appunto scivolo, un uno scivolo, qualcosa. Ha detto che quel lavoro di un'ora con le scavatore fanno. Ah, guarda qua cosa c'è. Qua ci sono 4 ponti presso di lui. C'è il nuovo Ponte Bana, vecchia Ponte Bana, ferrovia, quello che facciamo noi, l'autostrada. Adesso ci apprestiamo a fare un altro spettacolare ponte ferroviario. Tra l'altro voglio andare a Moggio. E oltretutto qui sulla destra c'è l'uscita per andare a Moggio, ma noi ovviamente facciamo il ponte. Perché questo monte merita, c'è ponte più galleria, quindi più di così non si può. Ovviamente attraversiamo il fiume Pella e oltretutto il ponte è a griglia, quindi si ha una bella visuale di quello che c'è sotto, adatto, non adatto a chi ha paura di chi ha le vertigini. Il traversino, una struttura come No, ma è bellissimo che abbiano una messo. bella idea. Bella idea, cioè effettivamente ha pochi punti critici come pista ciclabile, come No, percorso. per quello posti di pericolo non ce ne sono. Sono alcuni punti lasciati un po'. Mamma mia, che fibrosa. Banale. Ma il cornetto lì ha pressione, cos'ha? Sì, è un serbatoio d'aria. Ah, no, perché altrimenti ho visto la poppetta con la 5 era. Ma questa qui è Carichi questo, fai 40 cazzonate più o meno. Ma è ottimo in città quando non ti sentono. ti sentono anche in auto con questo. Qui la vallata comincia ad allargarsi. E abbandonate la moto, venite giù in bicicletta. Sì, avevo visto. È abbastanza... Sali scendi. È carino, poi è capitato in Germania, molti tracciati sulle vallate. Che hai la versione family che è tipo questa, una versione sport che è più bellissima, se uno vuole farsi o gira, se uno piace andare in salita si fa quella e poi magari ritorna alla questa. Boh, ma loro già tanto che abbiamo questa. No, questa non c'è questa, è bellissima, tutte le due cosine che sono fregate. Ma adesso si arriva fin giù a Risiutta. Qui arrivano fino a Residenza, sì, dobbiamo fare un pezzo di statuale per arrivare a Monte, sono 2 chilometri.
altrimenti c'era il ponte. Dovevi andare di là, Ah, di là rimani sempre su strada secondaria, fatto per tutto il provinciale. E forse si può bypassare entrando proprio a Mozzo. No, so che a Mozzo c'è, ma c'è un altro ponte più. Sì, sì, dopo lo prendiamo. Però devi prendere quello che vai a Mozzo dalla. Sì, e dopo. Sì, quello era nella mia intenzione fare. Perché dopo arrivo giù a Venzone e Venzone dopo io vado giù a Gemona Buia e dopo Buia c'ho la Lipovia. Anche gli scoli qua a lato sono meravigliosi. A me piace molto vedere i fossi, le canaline. Perché quando piove qui devi convogliare l'acqua, se no succede come lassù. Ti arriva tutta sulla strada e Sì, li vedo anche abbastanza sporchi. Sì, vediamo dove. Perché avevamo trovato quel tipo austriaco. Ah, qua dove c'è il Salve. Salve. Perché quando sono passato io avevo buttato pieno di immondizia. L'anno scorso è caduto, non si è mai capito. Quello austriaco che l'hanno trovato in fin di vita. Sì. Era proprio questo pezzo qui. Mamma mia, le auto ti rompono i coglioni anche non pensi di essere sicuro. Ma effettivamente è lassù. Sì, non so come se sia caduto, se l'ha buttato giù per. Mi sembra che non aveva trovato neanche la moto, cioè c'era lui vestito da motociclista. Ah, l'ha trovato qualcuno Ho trovato un ciclista, sì. Quando tu si è trovato questo qui ferito. Non si è più sentito niente, quindi penso che sia, spero che abbia recuperato e abbia dato una soluzione dei fatti. E che adesso venga giù dall'Austria in bicicletta. Sì, ecco. Sono anche tanti rampe d'accesso là sulla strada. Sì, hai qualche connessione. Quelle di servizio, i tempi della ferrovia, insomma. No, però non sento proprio la fatica. No. Pensavo fosse più. Sì, il culo incomincia. Vedi, adesso inizia a invidiarci le belle. È un piccolo prezzo che pago volentieri. No, fate in discesa, è piacevole. Sì, no. Quella in salita. Avevo anche in salita, avevo portato anche i miei suoceri, abbiamo fatto da Fontebbe su fino a Tarvisio, ho partito un po' in salita, però poi in discesa in un'ora siamo ritornati indietro. Però specialmente mia suocera non mi ha allenata, è stata male, sono 4 giorni, appunto, se non si è allenata a fare tanta strada è un problema. Ma per i bagagli conviene avere quello che segue ad una ruota singola e fare poca strada, conviene avere quella a 2 ruote? Non lo so, io ho visto sia quello che l'altro, non li ho mai provati. Allora cercherò nei forum a vedere. Sì, provo a informarti. Forse con quello a 2 ruote puoi caricare più peso. Sì, ma alla fine. Valutare. Come io. Su questo riesco a metterci tutto senza la necessità del bagaglio. Se in caso di bambini, chiaro. Salve. Accenditi. È vero, è la prima volta che la faccio anch'io da quando l'ho ascoltata. Ero passato di qui che stavano lavorando. Beh, questa è bellissimo da vedere. E qui ci sono un po' di. Ah, ma hanno pulito. C'erano i detriti ma hanno pulito. Vedi, poi d'inverno gela e poi non rilascia. Eh sì, era ovvio. Ah, che meraviglia. Sì, Laurens. Si fa il giro intorno, sono vari
città, direi Ventone. Non è neanche tanto trafficata la provinciale, la statale. Sono tutti a Legnano, se è una bella giornata di sole. E quanti ciclisti? Italiani. Infatti quando sono venuto su per andare in Austria io avevo visto Questa parte, si vede. vede, ho detto, ho iniziato a vedere qua, ah che bello la pista, poi ho visto quei tratti su, ho detto cavolo, continua, poi ho visto le aree di sosta, ho detto cazzo ci hanno fatto le aree di sosta, è pronta. Fondamentalmente è pronta, parte il problema lì. Praticamente qua fuori, questa è la vecchia stazione. Torrente Resia. All'inizio questa non era stata pensata come stampa ufficiale, doveva essere ufficiale sull'altro lato, questa era una connessione fino a qui, però infatti finisce qui, qui c'è la sede del parco delle Prealpi Giulia, però la pista ciclabile ufficiale era quella dall'altra parte, però anche lì è salita abbastanza tosta. Quindi finisce qua così. Sì, oggi qui dobbiamo uscire da queste parti. Oltretutto io ho finito in questo momento una memoria. Ah, quindi devi travasare. Se volete aspettarmi, se no. Ed ecco qui si conclude la ciclovia Alpe Adria, almeno il tratto di sicurezza che segue la vecchia ferrovia. Siamo sempre speranzosi che nei prossimi anni, massimo prossimi 5 anni, venga completato tutto il tratto fino a Grado, e adesso io continuerò per strade secondarie e scenderò giù a Venzone, Gemona, Gemona Buia, poi da Buia imbocco l'Ippovia che mi porterà tramite una strada sicura fino a Udine. Quindi qui si conclude il tratto finora realizzato della ciclovia Alpe Adria per quanto riguarda la parte montana e della Val Canale. Prossimo video vediamo come raggiungere Venzone tramite vie secondarie.